Ha facoltà di parlare il rappresentante del governo, prego. Ministro Tria vuole parlare? Buongiorno a tutti, io penso di intervenire per rispetto dell'Aula in sede di replica dopo aver sentito tutte le vostre osservazioni. Grazie. Ha facoltà di intervenire il relatore di maggioranza D'Inca, prego. Siamo in piedi. Grazie Presidente, colleghi di maggioranza e di opposizione. Il documento di economia e finanza è il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio. Si articola in 3 sezioni: programma di stabilità, analisi e tendenze della finanza pubblica e programma nazionale di riforma. La prima e terza sezione, dopo il passaggio parlamentare, sono inviate al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione Europea entro il 30 aprile. Va segnalato che i tempi canonici per l'esame del documento e per la sua approvazione hanno scontato un ritardo a causa del passaggio elettorale del 4 marzo scorso e delle successive consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ragione per cui il DEF in esame si limita a fotografare il nuovo quadro economico e le tendenze di finanza pubblica per l'anno in corso e il triennio 2019-2021. L'impegno di costruire il quadro programmatico spetta al nuovo esecutivo, in coerenza con gli indirizzi politici delineati dal Presidente del Consiglio Conte in occasione del recente voto di fiducia espresso dalle 2 Camere. È mio compito dunque commentare le previsioni macroeconomiche aggiornate e il quadro tendenziale di finanza pubblica conseguente, tenuto conto anche dell'indirizzo politico espresso dalla legge bilancio 2018. Il quadro macroeconomico certifica per il 2017 una crescita reale del PIL pari a 1,5% e stima una crescita equivalente per l'anno in corso, con un progressivo rallentamento negli anni successivi, 1,4% nel 2019, 1,3% nel 2020, 1,2% nel 2021. A questo proposito è bene ricordare che autorevoli istituti di ricerca, fra cui Istat, Confindustria, il Centro Europeo Ricerche e CER, consigliano maggiore cautela a causa in particolare del graduale deterioramento del contesto internazionale, con rischi crescenti per la stabilità finanziaria e il commercio mondiale. Il CER in particolare evidenzia un rallentamento della crescita italiana nel secondo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Spesso in passato si è utilizzato impropriamente il DEF per ampliare le stime sulla crescita, salvo poi vederle fortemente ridimensionate nella nota di aggiornamento di settembre. Siamo certi che il nuovo esecutivo saprà contenere l'euforia, tornando ad utilizzare questo importante documento quale solida base previsionale. In ogni caso le previsioni macroeconomiche contenute nel presente DEF sono state sottoposte alla verifica dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale ha validato il quadro previsionale con nota del 5 aprile 2018. Tra i principali rischi per la stabilità finanziaria merita particolare menzione la fine imminente del quantitative easing, a causa della riduzione programmata degli acquisti di titoli di Stato dell'Eurozona a soli 15 miliardi da ottobre e l'azzeramento degli stessi a partire dal gennaio 2019. Va segnalato tuttavia che la Banca Centrale Europea continuerà a reinvestire a lungo gli introiti dei titoli in scadenza sul mercato secondario, contribuendo di fatto a mantenerlo liquido. Il DEF, tenuto conto della fine del QE e dei rischi derivanti dalle politiche protezionistiche americane, non valuta però altre variabili ugualmente importanti: il cambio euro-dollari, che potrebbe penalizzare le esportazioni europee e nazionali nel caso in cui dovesse tendere a rialzo, e il prezzo del petrolio, che dipende in larga misura da un quadro geopolitico in rapido mutamento. Il ragionamento sul quantitative easing si lega a quello sul tasso di inflazione, la cui risalita ne era il principale obiettivo. Ebbene, secondo Eurostat, il tasso di inflazione europeo a maggio registra un'accelerazione significativa, salendo all'1,9% dall'1,2% di aprile, ovvero sotto ma vicino al 2%, così come da propositi della BCE. Va segnalato tuttavia che i dati Eurostat si riferiscono all'inflazione complessiva. Depurando quest'ultima dal prezzo dell'energia e degli alimentari, cioè i beni più volatili, l'inflazione core europea si attesta al ben più basso 1,3% o addirittura 1,1% se non si considerano i tabacchi.
Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, occorre soffermarsi su un'ultima variabile, a nostro avviso decisiva. Si tratta dell'occupazione, segnalata in leggera crescita nel 2017, secondo una tendenza che si conferma anche nei primi mesi del 2018. Va detto però che la crescita degli occupati riguarda esclusivamente i dipendenti, mentre continuano a contrarsi i lavoratori indipendenti, e che la stessa crescita dei dipendenti è dovuta all'aumento dei contratti a termine, in un orizzonte di continua flessibilizzazione del mercato del lavoro. Detto in altri termini, è il lavoro precario a farla da padrone. Continuano a difettare efficaci politiche attive per l'inserimento lavorativo e misure organiche di sostegno al reddito per i disoccupati. La discesa del tasso di disoccupazione per i motivi appena esposti non deve ingannare, anche perché rimane molto lenta e nasconde circa 3 milioni di inattivi pronti al lavoro ma scoraggiati. Peraltro, se il numero assoluto degli occupati è in lieve ma costante crescita già dal 2014, non va dimenticato che le ore lavorate sono ancora abbondantemente inferiori al livello pre-crisi. Un altro indicatore significativo della salute del mercato del lavoro riguarda i cosiddetti net. Giovani tra i 18 e i 24 anni che non studiano, non si formano e non lavorano. L'Italia primeggia in questa triste classifica fra tutti i paesi dell'Unione Europea, attestandosi nel 2017 al 25,7% contro una media del 14,3% a livello europeo. Si ricorda inoltre che l'immigrazione degli italiani all'estero ha ripreso vigore a partire dalla crisi del 2008 e specialmente nell'ultimo triennio, quando le partenze hanno raggiunto gradualmente gli elevati livelli post-bellici, poco sotto ai 300.000 italiani l'anno in uscita dal nostro Paese. Se infatti Istat calcola 102.000 partenze nel 2015 e 114.000 nel 2016, stimando anche gli italiani che si trasferiscono ma non cambiano residenza, il dato sale notevolmente, attestandosi nel 2017 alle oltre 285.000 unità, come rilevato nel dossier statistico Immigrazione 2017 elaborato dal Centro Studi di Ricerche IDOS e Confronti. Gli emigrati sono in buona parte laureati, al 30%, a fronte di un'immigrazione spesso poco o per nulla qualificata. Sul fronte della finanza pubblica, come accennato, lo scenario tendenziale incorpora la clausola di salvaguardia, pari ad oltre 12 miliardi per il 2019 e circa 20 miliardi per il 2020. Si tratta di aumenti di IVA e accise che l'attuale esecutivo si è impegnato a disinnescare. È la priorità assoluta del quadro programmatico prossimo venturo. Un nuovo aumento delle aliquote IVA infatti avrebbe effetti drammatici sulla già fragile dinamica della domanda interna, in particolar modo sulle vendite al dettaglio, andando a colpire in proporzione soprattutto i consumatori appartenenti alle fasce di reddito medio-basse. Si ricorda che le clausole di salvaguardia inserite dai governi precedenti porterebbero l'aliquota IVA ordinaria dal 22 al 25% e quella agevolata dal 10 al 12% nel 2021. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche proseguirebbe secondo lo scenario tendenziale, la sua discesa costante iniziata nel 2015, quando si attestava a circa il 3% del PIL. Dopo il 2,5 2016 e il 2,3% nel 2017 si passerebbe all'1,6% dell'anno in corso, allo 0,8% nel 2019 e al pareggio di bilancio nel 2020, raggiungendo addirittura un avanzo dello 0,2% nel 2021. Stessa dinamica per l'avanzo primario, vale a dire la differenza positiva tra le entrate e le spese al netto della spesa per interessi. Dell'1,5% nel 2017 si arriverebbe al 3,7% dell'ultimo anno di previsione. Alla dinamica dell'avanzo primario contribuisce anche la riduzione delle spese primarie in rapporto al PIL, in particolare quelli di natura corrente. Al di là delle inefficienze che in certa misura albergano nel bilancio pubblico, e questo lo sappiamo tutti, è che il nuovo esecutivo si è impegnato ad eliminare, anche attraverso l'impegno a digitalizzare ancora di più la pubblica amministrazione. Va segnalato che una riduzione così marcata di queste spese potrebbero comportare difficoltà nell'erogazione dei servizi pubblici, in particolare a livello degli enti locali che, come noto, hanno dovuto sopportare negli ultimi anni lo sforzo maggiore in termini di riduzione del disavanzo e di risanamento del debito pubblico. Particolarmente delicata in tal senso è la dinamica della spesa pubblica sanitaria, vale a dire che le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale è bene riflettere sulla progressiva contrazione di tale spese, prevista scendere dal 6,6% del PIL nel 2018 al di sotto del 6,5% del PIL nel 2019, soglia minima raccomandata dall'OCSE. La continua discesa della spesa sanitaria sul PIL rischia di compromettere sempre di più il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, anche in ragione dell'invecchiamento della popolazione che continuerà a incidere nel prossimo futuro. Si ricorda che
la massima parte della spesa sanitaria compete ai bilanci regionali, già duramente colpiti negli ultimi anni. Il nuovo esecutivo potrà farsi carico dell'incremento del Fondo sanitario nazionale, del rilancio degli investimenti sanitari, infrastrutturali e non, invertendo una tendenza recente che si è di fatto tradotta in un aumento notevole della spesa sanitaria privata e nell'allungamento insopportabile delle liste di attesa pubbliche. Un contributo, seppur ridotto all'aumento dell'avanzo primario, arriva anche dalla riduzione della spesa per interessi, che secondo lo scenario tendenziale scenderebbe dal 3,5% del PIL già nel 2018, per poi stabilizzarsi. Nel 2017 la spesa per interessi si è attestata al 3,8% del PIL. I progressi sul fronte dell'avanzo primario dovrebbero imprimere maggiore forza alla parabola discendente del rapporto debito-PIL, previsto in calo dal 131,8% del 2017 al 130,8% di quest'anno, fino al 122% del 2021. Tuttavia anche nel caso del debito, così come per la crescita, il quadro tendenziale sembra eccessivamente ottimistico. Il nuovo esecutivo si è impegnato peraltro a intervenire con misure alternative per ridurre il rapporto debito-PIL, concentrando la propria attenzione sul denominatore più che sul numeratore, alleviando in questo modo le sofferenze appena menzionate dagli enti locali e rilanciando anche gli investimenti produttivi che fanno parte delle spese primarie. Tali misure in ogni caso dovranno avere luogo nell'ottica di salvaguardare il patrimonio pubblico funzionale all'erogazione dei servizi. La terza sezione del DEF, infine, è il Programma Nazionale di Riforma, che in stretta relazione con quanto previsto dal Programma di Stabilità. Delinea gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delle finanze pubbliche, in coerenza con gli indirizzi formulati dalle istituzioni europee nell'ambito del semestre europeo. L'11 luglio 2017 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per il Paese, chiudendo così il ciclo annuale del semestre stesso. Per quanto riguarda l'Italia si tratta di 4 raccomandazioni riguardanti rispettivamente 1. Gli aggiustamenti di bilancio e di fiscalità, 2. La giustizia e la pubblica amministrazione e la concorrenza, 3. I crediti deteriorati e il settore bancario, 4. Il mercato del lavoro e la spesa sociale. Il DEF elenca le misure da adottare per ridurre il carico fiscale e rivedere il sistema anche in ottica di semplificazione del rapporto tra fiscalità e contribuenti. Il tema fiscale sarà di certo un pilastro dell'azione di governo del nuovo esecutivo definita nel discorso alle Camere del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il DEF richiama poi gli obiettivi e le misure in materia di investimenti pubblici, infrastrutture e trasporti, tema al quale è dedicato anche l'allegato Connettere l'Italia, lo stato di attuazione dei programmi per le infrastrutture di trasporto e logistica. Il nuovo esecutivo potrà adottare ulteriori provvedimenti legislativi, soprattutto sull'infrastruttura digitale, per ampliare la portata delle misure appena descritte, essendo le infrastrutture e i trasporti strumenti decisivi sia per il turismo che soprattutto per l'impresa nazionale. Tali provvedimenti dovranno essere sempre e comunque sottoposti ad un'attenta analisi costi-benefici. Nel PNR trovano spazio anche gli stanziamenti pubblici apprestati nel 2017 per sostenere la ripresa dei territori colpiti dal sisma o da eventi legati al dissesto idrogeologico, altra materia sulla quale il futuro governo potrà intervenire al fine di accelerare il processo di ricostruzione. In relazione agli investimenti degli enti locali, il DEF richiama il patto di solidarietà nazionale e verticale volto a favorire le spese di investimento e le risorse stanziate con legge bilancio 2018 per ampliare gli spazi finanziari concessi agli enti locali pari a 900 milioni di euro per gli anni 2018-2019. Vista la grave situazione finanziaria che interessa diversi enti locali, ulteriori provvedimenti legislativi potranno essere adottati in futuro per evitare che a pagare siano i cittadini attraverso una riduzione della quantità e della qualità dei servizi a loro destinati. Il DEF rileva inoltre le misure di sostegno alle imprese e le politiche per la competitività. Si tratta di massima parte di proroghe e revisioni di misure già contenute nel piano industriale 4.0 avviato nella legge bilancio 2017. Misure senz'altro di una certa utilità, ma che hanno il limite, ad avviso del relatore, di concentrarsi esclusivamente sul lato dell'offerta. Alle imprese serve la ripresa della domanda interna, cui dinamica rimane tuttora troppo fragile e può essere rilanciata solo attraverso un mix virtuoso di maggiori investimenti pubblici, riduzione delle pressioni fiscali e misure di sostegno al reddito più bassi. Per quanto riguarda la materia fiscale sarà importante agire anche ai fini di semplificare il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, sia attraverso il perfezionamento della cosiddetta fattura elettronica, sia abolendo adempimenti penalizzanti, soprattutto per i contribuenti onesti. Il PNR mette in evidenza i progressi in materia giudiziaria. Il documento ricorda gli schemi di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario, trasmesso al Parlamento e provvedimenti adottati in attuazione della delega per la riforma del codice penale e per il contrasto alla corruzione, fra i quali si può leggere la legge di iniziativa parlamentare su whistleblowing, a prima firma della parlamentare deputata Francesca Businarolo.
Per quanto concerne le politiche sociali, il DEF richiama le misure di sostegno alle famiglie, in particolare il reddito di inclusione, REI, esteso nella legge di bilancio 2018, sia in termini di platea di beneficiari che di beneficio economico. Futuri provvedimenti legislativi a riguardo restano senz'altro necessari, vista la portata molto limitata del REI e la necessità di rafforzare le stesse politiche attive del lavoro, innanzitutto tramite una seria riforma dei centri per l'impiego. C'è da ultimo il tema del benessere equo e sostenibile, indicatore alternativo al PIL, che ambisce a misurare in profondità l'impatto delle politiche pubbliche sulla qualità della vita dei cittadini. Il BES è stato sperimentato in forma ridotta già nel DEF 2017, tenendo conto di soli 4 indicatori sui 12 ad oggi previsti. Uno dei 4 indicatori sperimentali, quello delle emissioni di CO2, appare stabilizzato, confermando la possibilità di vincolare con successo le politiche pubbliche al raggiungimento di obiettivi prefissati. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea e del G7 a utilizzare il BES, ma è bene non sedersi sugli allori e proseguire sulla via già tracciata, ampliandone la portata e la presa sulla programmazione economica e di bilancio. A fronte di un DEF tendenziale così delineato dal precedente esecutivo e vista la necessità di pervenire in tempi ragionevoli ad un quadro programmatico che imprima una nuova direzione della politica economica e del bilancio del Paese, si impegna il Governo a prestare al Consiglio europeo e alla Commissione europea il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma, formulati in armonia con l'indirizzo politico-economico emerso dal programma di governo presentato in Parlamento per la fiducia. Ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento dell'aliquota IVA e delle accise su benzina e gasoli. Ad individuare misure da adottare nel 2018 nel rispetto dei saldi di bilancio e a riconoscere e riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del triennio 19-21. Ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma. Riguardo a quest'ultimo punto si ricorda che le principali linee di indirizzo programmatiche sono state indicate dal Presidente del Consiglio nel discorso di insediamento di fronte alle Camere. Oltre al tema fiscale già ampiamente sviscerato, si evidenziano in particolare la lotta alla povertà e anche alla futura crisi demografica, il sostegno ai redditi più bassi, lo stimolo alle politiche attive del lavoro, il superamento della legge Fornero sulle pensioni e poi ancora scuola, ricerca, cultura, digitale ed innovazione in ogni suo campo. Più in generale l'esecutivo si impegna a realizzare nel tempo un cambio radicale di paradigma economico che non si riduca al rilancio degli investimenti e dell'occupazione, ma preveda anche la sostenibilità ambientale e sociale nella crescita economica, per ritrovare la bellezza quasi perduta del nostro Paese. Per adempiere agli impegni suddetti sarà d'obbligo impostare in Europa un dialogo nuovo nelle sedi opportune, così da ottenere regole di bilancio più flessibili e spazi maggiori per le spese produttive. Prioritario è il superamento della logica contenuta nel cosiddetto Fiscal Compact, la cui integrazione all'interno dei trattati europei è da scongiurarsi assolutamente. Grazie Presidente. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Mandelli, prego. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, premesso che la legge 196/2009 di disciplina della contabilità di Stato dispone che il Governo sia tenuto a presentare con cadenza annuale il documento di economia e finanze alle Camere per la sua approvazione entro il 10 aprile, il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma devono essere presentati al Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione Europea entro il 30 aprile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto un DEF per il 2018 limitato alla sola descrizione dell'evoluzione economico